Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Subito la cronaca nera. Un'infermiera del San Camillo ha lavorato a Treviso per 20 anni, è andata in Spagna per raggiungere il suo compagno ed è stata uccisa a coltellate. Vediamo il servizio di Francesca Bozza. L'ultima foto insieme è datata 8 settembre. Nicoleta Buligalupo e Johan Corbacceri appaiono felici e sorridenti, sullo sfondo la spiaggia e il mare. Un'immagine di serenità che non poteva far presagire la tragedia che da lì a pochi giorni si sarebbe consumata. Nicoleta, 51 anni, nata in Romania nel 2002, si trasferisce a Santa Maria del Rovere, a Treviso. 2 anni dopo inizia a lavorare come infermiera all'ospedale San Camillo. Nel 2021 conosce Johan Corbacceri, 54enne, suo connazionale. Lui vive in Spagna. Tra loro inizia una relazione a distanza. A giugno però Nicoleta decide di lasciare la Marca per raggiungere il compagno. Vanno a convivere in un appartamento a Castellón de la Plana, un comune nella zona di Valencia. È qui che venerdì vengono trovati i corpi senza vita della coppia. Secondo la ricostruzione della polizia spagnola che sta indagando sulla vicenda, Johan avrebbe colpito la donna con diverse coltellate prima di togliersi la vita impiccandosi. I cadaveri sono stati trovati l'uno accanto all'altro. Il delitto, secondo gli investigatori, risalirebbe alla sera di giovedì. La tragedia ha sconvolto il figlio 26enne della donna, Emmanuel, che insieme al padre, dal quale Nicoleta si era separata diversi anni fa, ha raggiunto la Spagna. Sotto shock anche i colleghi del San Camillo, con i quali la 51enne ha condiviso 19 anni di vita e lavoro e con i quali aveva mantenuto i contatti anche in questi ultimi mesi. Intanto ieri nella piazza principale di Castellón de la Plata, alla presenza della sindaca, dei rappresentanti delle associazioni antiviolenza e di decine di cittadini, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Nicoleta, l'ennesima vittima di un femminicidio che lega nella tragedia Valencia e Treviso. Ci collegheremo più tardi con Christian Arboit, che si trova proprio davanti al San Camillo per raccogliere testimonianze di chi ha conosciuto la vittima. Vediamo adesso i migranti, la questione dei migranti che tiene banco su tutti i giornali, dal successo epocale, clamoroso del memorandum con Tunisi, dell'accordo con Tunisi, alle misure urgenti. Così l'emergenza ha smontato la propaganda del governo. Questo è un titolo e un commento critico da parte di questo giornale, del Fatto Quotidiano. E i migranti stanno arrivando in Veneto perché sono continuati gli sbarchi a Lampedusa, arrivano anche dalla rotta balcanica a Trieste e c'è la questione di cui parleremo oggi diffusamente dei CPR, dei centri per il rimpatrio che pare vengano allestiti anche in Veneto. Dovrebbe essercene uno per regione, ma i migranti stanno arrivando nei nostri comuni, stanno arrivando a Mirano e ci dice tutto in diretta Anna Maria Parisi. Buongiorno direttore, eccoci, i migranti sono già arrivati a Mirano, ci hanno proprio preceduto di pochissimi istanti, vediamo con le immagini di Sandro Ponchio, i migranti che adesso sono ricevuti in questo centro di accoglienza qui all'ex scuola Caorliega a Mirano. Sono circa una ventina, anzi poco più di 20, circa 25, sono arrivati proprio da pochissimo, adesso sono le 12 superate da poco, quindi sono arrivati a 5 minuti, hanno preceduto dei 5 minuti e si tratta di, per lo più sono tutti ragazzi, giovani ragazzi, e sono i migranti che fanno parte del contingente arrivato nella notte a Lampedusa, quindi dei 171 arrivati a Lampedusa 25 sono accolti qui a Mirano all'ex scuola Caorliega. Sono tutti, dicevo, giovani ragazzi, sono per lo più siriani, molti egiziani. Avremmo voluto avvicinarli ma purtroppo ci hanno chiuso il cancello e adesso dalle parole anche in inglese e in francese sento attraverso appunto oltre gli auricolari una volontaria della cooperativa che li accoglie, gli sta dando alcune indicazioni su come poi orientarsi qui a Mirano.
Mirano. Era un atto dovuto questo di accoglierli, così il sindaco da noi raggiunto Tiziano Baggio, perché dice abbiamo dovuto rispondere a quella che è stata dichiarata dall'11 aprile scorso uno stato di emergenza a livello nazionale per l'eccezionale sbarco di migranti che arrivano lungo la rotta del Mediterraneo. Così il sindaco Baggio, che purtroppo al momento non è presente ma che raggiungeremo a breve, e quindi dice Mirano è una città accogliente, era nostro diritto e dovere rispondere a questo appello e dare domicilio, dare assistenza, permettere l'integrazione a questi richiedenti asilo. Un dibattito che sappiamo bene sta tenendo banco in questi giorni, molti abbiamo sentito anche alcuni residenti sono favorevoli a questa accoglienza, altri invece si dicono contrari, ma anche perché non per l'accoglienza in sé, ed è questo il punto un po' nuovo rispetto alle indagini che abbiamo condotto finora, quanto dicono perché chiuderli in questi centri di accoglienza significa chiuderli in una sorta di lager, testuali parole di alcune delle persone che abbiamo intervistato e di cui poi manderemo il servizio nel corso dell'edizione della sera. Per il momento da Mirano è tutto, con la questione migranti la linea torna allo studio. Grazie molte Anna Maria Parisi. Poi stasera nei telegiornali avremo anche altre dichiarazioni, sentiremo il sindaco di Mirano Tiziano Baggio. I sindaci sono tutti in allerta perché non possono in gran parte accogliere questi extracomunitari. Vediamo il titolo del Corriere del Veneto: tutti i dubbi del presidente Zaia sul centro di rimpatrio, assembramenti da evitare. Lo ha detto ieri, lo ha ribadito ieri durante il punto stampa in cui ha parlato anche del dopo Pontida, ma soprattutto sui centri di rimpatrio. Luca Zaia ha detto di non avere avuto nessuna notizia da Roma, anche se poi, a quanto sembra, dopo una riunione tra il Viminale, tra il Ministro degli Interni e il Ministro della Difesa, si sarebbe deciso di realizzare un centro per il rimpatrio anche qui in Veneto. Ma torniamo ieri alle dichiarazioni del governatore. Alla festa della Lega di Pontida, 4 dei 7 assessori regionali veneti presenti sono saliti sul palco assieme a Luca Zaia. 3 sono rimasti sul prato: Roberto Marcato, Federico Canera e Giampaolo Bottacin. Una divisione fisica che in diversi interpretano come specchio di una spaccatura politica, di una contrapposizione di visioni, per cui di fatto in Veneto oramai esistono 2 leghe. Una lettura che però Zaia smentisce. Noi siamo un partito che è ben definito anche da un punto di vista gerarchico, e quindi il segretario è uno, i segretari provinciali sono quelli che sono stati eletti. Funziona così in democrazia. Dopo tu puoi condividere o non condividere le idee, ma la Lega è una. Quindi la scelta dei 3 assessori che non sono saliti sul palco significa che non condividevano le idee di chi c'era sopra? Guardi, queste sono tutte, come si può dire, supposizioni che fate voi. Dovreste chiederlo agli assessori. Per me sono 3 militanti che sono venuti a Pontida, punto e basta. A Pontida Zaia ha parlato di autonomia, eppure proprio la lunghezza di un processo che ci si aspettava molto più rapido e la priorità che viene data dal governo a questa riforma amministrativa ha finito col farlo diventare un tema divisivo. È proprio l'autonomia però che divide, perché una parte della Lega anche in Veneto dice non vorremmo sentir parlare del ponte di Messina ma dell'autonomia. Ma guardi, anche qui, allora, noi abbiamo un progetto di governo che prevede anche il ponte di Messina. Non l'ha portato Luca Zaia del Veneto, l'ha portato qualcun altro, giusto? Ma c'è anche un progetto nel governo che prevede l'autonomia, che l'ha portata il Veneto. Nella mia assemblea di condominio, se vai con il 10% di millesimi, il 20 o il 30%, torni a casa se pretendi di decidere per tutti. Ognuno ha i suoi millesimi. Oltre alle vicende interne al partito di maggioranza del governo regionale, come il resto del paese il Veneto si trova ad affrontare l'emergenza di un'ondata migratoria raddoppiata nei numeri rispetto all'anno scorso. Saranno circa 200.000 arrivi rispetto ai 105.000 dell'anno scorso. Almeno 150.000 dei 200.000 sono migranti economici che non hanno titolo di richiedere nessuna forma di protezione in Italia. Vuol dire che sono venuti qua ma non hanno titolo di restare qui. Il tema dei rimpatri è un tasto dolente. Sono circa 4.000 all'anno, ma solo in Veneto nell'ultimo periodo sono arrivati 9.000 nuovi migranti. Per Zaia è come cercare di svuotare il mare con un secchio. Dovremmo modificare di questo passo i servizi educativi, i servizi sanitari, i servizi sociali, provvedere a molti servizi che sono tipici di una società multietnica.
Per carità, ne prendiamo atto, non stiamo qui a dire, però si sappia che è un mondo che sta cambiando e non possiamo mettere all'angolo i cittadini residenti che hanno diritto a risposte. E questo era ieri il governatore. In effetti ci si sta interrogando su questi centri per il rimpatrio, se sono veramente una giusta soluzione o se sono una bomba a orologeria, perché pensate cosa significa stipare in un hub gigantesco migliaia, centinaia, ma anche migliaia di persone, e ce ne sono, tra l'altro sono arrivate quest'anno 150.000, ce ne sono presenti in Veneto, arrivate quest'anno, perché sono sbarcate a Lampedusa, sono arrivate dalla frontiera con la Slovenia, dalla rotta balcanica, e in teoria dovrebbero restare questi migranti chiusi in questo hub per il rimpatrio per un massimo di 18 mesi. Ma 18 mesi è un anno e mezzo, è una durata troppo lunga per una permanenza all'interno di un recinto, qualcuno dice anche di una grande gabbia da cui non possono uscire. Ci sono problemi, potrebbero esserci problemi di ordine pubblico. Abbiamo già visto a Arcona e Bagnoli e in altre circostanze che cosa succede quando c'è una concentrazione di persone così massiccia. Abbiamo visto cosa è successo a Lampedusa, nell'hotspot che è nuovamente al collasso, li hanno portati a Porto Empedocle, sono scappati da Porto Empedocle, cioè è una situazione esplosiva di cui evidentemente i politici che stanno a Roma, il governo, i parlamentari, i ministri non si rendono perfettamente conto. Chi ha vissuto questa vicenda all'interno delle comunità, come l'ex sindaco di Cona Panfiglio, come Gianluca Piva, sindaco di Agna, che era tra Bagnoli e Cona, quindi tra due fuochi, sa che cosa vuol dire anche in termini di costi, di mantenimento, di ordine, perché sono persone che poi possono protestare, possono manifestare, e con un sistema di controllo che è inadeguato, che sarà inevitabilmente inadeguato, con il voler rimpatriare migliaia di persone, quando rispetto a 4.000 richieste di rimpatrio degli ultimi 2 anni presentate da Roma sono stati rimpatriati 45 migranti. Dove pensiamo di andare? Dove pensiamo di metterli? Come si potrà mai gestire? Per cui anche la questione non devono partire, ha detto Giorgia Meloni, e questa è la vera soluzione, che non partano. Ma è possibile fermarli senza il cosiddetto blocco navale? È possibile che non ci possa essere un'operazione Frontex o Sofia, che dir si voglia, almeno di pattugliamento delle acque, che serva da deterrente, che impedisca a questa massa di persone di arrivare, soprattutto oggi dalla Tunisia, in presenza di una violazione clamorosa di un patto sancito tra Bruxelles, la Meloni e la Tunisia, perché l'Europa ha firmato questo accordo ma non ha pagato il presidente tunisino, dopo aver dato invece miliardi a Erdogan, che ha tenuto i migranti fermi, i migranti siriani. E adesso la Tunisia riversa su di noi tutta questa massa di gente. È qualcosa di veramente incredibile. Allora adesso abbiamo in collegamento da Treviso Christian Arboit per l'omicidio dell'infermiera che ha lavorato per tanti anni a San Camillo e che è stata assassinata a coltellate dal compagno in Spagna. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno. Mi trovo con Nicoletta Rizzetto all'esterno del San Camillo, dove Nicoletta ha lavorato per 19 anni, soprattutto in sala operatoria. Una persona straordinaria, la ricordano le colleghe, i colleghi. Abbiamo sentito tante voci, è la cronaca dell'ennesimo femminicidio, ma direi di partire proprio dalle parole di una collega e amica di Nicoletta, la signora Yolanda, che abbiamo sentito qualche minuto fa e poi è rientrata in sala operatoria. Yolanda. Nicoletta è una ragazza molto disponibile, molto piacevole, con chi si stava bene, poteva parlare di tutte le cose tranquillamente, era una
persona molto buona, molto tranquilla, molto serena e brava anche nel suo lavoro. Ecco, quando ha saputo della notizia? Quando ho saputo non credevo ovviamente, fino ad ieri non ho creduto e dicevo sempre che probabilmente è uno sbaglio. Poi siamo rimasti tutti quanti scioccati, sembrava una cosa impossibile che quello che è successo a lei, perché non può succedere a un'amica che si conosce, che è appena andata in Spagna a fare una nuova vita, una vita bella, una vita con uno suo nuovo amore, e quindi sembrava impossibile. Infatti fino a ieri non abbiamo creduto, nessuno di noi. Voi vi siete sentite fino a mercoledì scorso? Fino a martedì scorso, sì, mandava messaggi. Che cosa vi diceva? Che è tranquilla, che è un po' stanca perché lavora tanto, però è tranquilla e che un giorno ci sentiamo. Quindi non dava l'impressione di essere una donna infelice? Almeno, sai, messaggi mandati su WhatsApp, non sembrava una persona infelice, sembrava una persona che ha voglia di chiacchierare, di raccontare come stanno le cose, ma non infelice. Tra l'altro lei è andata in Spagna a giugno, aveva pianificato questo viaggio nei minimi particolari, era proprio un cambio di vita voluto, cercato. Certo, esatto. Lei voleva cambiare la vita perché voleva stare con il suo nuovo compagno, il suo nuovo amore. Era felice di andare là in un posto bellissimo dove ha invitato tutti noi che un giorno possiamo venire a trovarla, e quindi era contenta di andare là, era felice. Era una donna innamorata. Era una donna innamorata, esatto. E oggi immagino ci sia solo il silenzio in sala operazione. Siamo tutti distrutti, c'è solo silenzio in tutto l'ospedale, c'è tristezza. Organizziamo una Santa Messa insieme con le sorelle, e preghiamo per lei, perché ci manca tanto, ci manca veramente tanto. E ci viene proprio da piangere. Era una donna innamorata, dice Yolanda, raccontando di Nicoletta. Fino a giugno erano amiche, erano colleghe, avevano convissuto e avevano vissuto tanti momenti insieme qui al San Camillo e a Treviso. La donna viveva a Santa Maria del Rovere con la famiglia, con il figlio 26enne, oggi ingegnere aerospaziale in una ditta di paese che ha raggiunto la Spagna. Qui con me per una riflessione di fede, ma non solo, c'è Don Adelino, parroco di Santa Maria del Rovere, che tutti voi conoscete. Don Adelino, la sua prima reazione di fronte a questo ennesimo femminicidio? La mia prima reazione è questa: guardo il crocifisso e dico che quella morte continua anche in queste uccisioni, in questi misfatti. E penso alle parole di Gesù: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Però penso anche che oggi ci sono delle malattie mentali così oscure, silenziose, indecifrabili, ancora non capite, che andrebbero curate, che ci mettono di fronte alla realtà difficilissima della nostra mente. Dietro queste persone che compiono questi atti c'è una pazzia e c'è anche tanta sofferenza che esplode in queste maniere così oscure per tutti. Grazie davvero Don Adelino per questa riflessione. Solo un'ultima battuta, direttore. Soltanto qualche anno fa Treviso, la comunità di Treviso, nell'autunno del 2019 piangeva la morte di Marilena Corò, una donna trevigiana che si era trasferita anche lei per cambiare vita a Capoverde per gestire la struttura ricettiva del padre. Anche lei fu massacrata, anche in quel caso ci fu un lutto profondo nella città di Treviso. Una strage senza fine, quella delle donne nel nostro paese ma anche nel nostro territorio. Con Nicoletta Rizzetto è tutto dal San Camillo. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, grazie molte. Continuano i maltrattamenti, continuano episodi di stalking a Trieste. Un caso, è la prima volta che viene
applicato un braccialetto elettronico alla caviglia di un molestatore, di un uomo che ha maltrattato e continua a maltrattare l'ex moglie. Vediamo. Per la prima volta a Trieste la questura ha applicato il cosiddetto braccialetto elettronico a carico di un uomo responsabile di ripetute violenze nei confronti della madre. Il destinatario è un cittadino argentino di 26 anni, residente a Trieste, arrestato il 25 agosto scorso dai carabinieri di Via dell'Istria e ristretto temporaneamente in carcere per maltrattamenti fisici e psicologici, nonché violenza economica ai danni della madre con cui conviveva. Il pregiudicato era già stato sottoposto all'avviso orale del questore nell'ottobre del 2022 per diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Il 29 agosto, in sostituzione della misura cautelare, il GIP ha disposto per la durata di un anno l'allontanamento da casa, il divieto di avvicinamento alla persona offesa a meno di 200 metri e di comunicazione con ogni mezzo, rafforzati per l'appunto con l'utilizzo della strumentazione elettronica al quale l'interessato ha dato il proprio consenso. Anche la vittima è stata dotata di un sistema di georeferenziazione che consentirà di verificare le eventuali inosservanze dei divieti imposti all'aggressore, con avviso alla donna del potenziale rischio e allarme alla sala operativa della questura per la pronta attivazione delle misure di controllo e tutela. Servizio di Marco Stabile, che è il caporedattore della nostra redazione triestina. Questa mattina in regia Francesco Cerone e Fabio Falliero. Andiamo avanti con la cronaca perché oltre a tutta la violenza di cui parliamo ogni giorno ad opera di adulti italiani e stranieri, ci sono anche i baby bulli in azione. Qui ci sono stati diversi episodi a Monselice, questa volta sentiamo dall'Alta Padovana. Il figlio quindicenne viene derubato del costoso cappellino. La mamma denuncia il capetto della banda di bulletti che a fine agosto a San Giorgio delle Pertiche ha accerchiato il figlio mentre stava facendo una passeggiata con gli amici. I bulli si erano fatti consegnare il cappello di una nota marca di lusso, minacciando il minorenne di portargli via anche le scarpe e il marsupio. Il ragazzino intimorito ha consegnato tutto, poi ha chiamato la mamma per farsi venire a prendere. Dopo aver cercato di recuperare il maltolto al figlio, non ottenendo il risultato, la donna ha denunciato i carabinieri il baby bullo. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione recuperando il berretto. Questa era Valentina Visentin e abbiamo un'intervista alla guardia giurata che domenica scorsa ha soccorso un turista americano che era stato accoltellato. Anche qui a Venezia succede di tutto e di più. Abbiamo parlato a lungo delle risse tra appunto stranieri in Piazzale Roma con ferimenti, botte, pugni e calci, e in questo caso un americano che è stato accoltellato e sono al momento sconosciuti i motivi di questa ennesima aggressione. Un altro accoltellamento a Venezia. È accaduto nel sestiere di San Marco nella notte tra domenica e lunedì. Vittima un turista americano sulla trentina d'anni, alto circa 1,85 m, che è stato soccorso da Pierpaolo Zaggia, guardia giurata di un istituto di vigilanza privata, durante il suo percorso di pattuglia notturna a piedi nei pressi del Ponte dell'Ovo, tra il Teatro Goldoni e Campo San Salvador. Era in evidente stato di confusione ed era macchiato di sangue. Quando mi ha incrociato mi ha chiesto se ero della polizia e io ho spiegato che sono una guardia giurata della security. Quindi ha invertito il senso di marcia e, anticipandomi, si è diretto verso Campo San Bartolomeo. Gli ho chiesto cosa era successo, mi ha detto che era stato aggredito da 3 persone armate di coltello che lo avevano colpito. Allora a questo punto ho prestato maggiore attenzione alle ferite e ho visto che aveva una ferita alla testa, probabilmente alle mani, e una piuttosto evidente al polpaccio, nella parte esterna del polpaccio sinistro. Io l'ho invitato più volte a fermarsi per chiamare pronto soccorso, ma non voleva. Poco dopo però Zaggia l'ha visto accasciarsi a terra dolorante. A questo punto ho chiamato subito il 118, ho spiegato le condizioni per quel che potevo vedere del ragazzo, le condizioni fisiche di salute del ragazzo, e quindi sono partiti subito.
Allertata la polizia, che per competenza di settore ha girato la chiamata ai carabinieri e che in quel momento erano impegnati per un'altra emergenza. Gli hanno chiesto dunque di rimanere sul posto. Una volta giunti i sanitari del SUEM, preso in carica il 30enne, Zaggia è tornato al lavoro. Sconosciuti al momento i motivi dell'aggressione. Tengo a sottolineare che ogni notte, in qualsiasi condizione meteo di stagione, ci sono parecchie guardie giurate che effettuano delle ronde per la città. Non sostituiamo le forze dell'ordine, non siamo forze dell'ordine, ma collaboriamo con le forze dell'ordine. Paese sotto shock quello di Vigonza nel Padovano per una raffica di furti. Un'abitazione è stata colpita 8 volte in 8 anni, e poi il delitto, l'omicidio del tunisino accoltellato da 2 killer che sono attualmente ricercati. Vedo Valentina Visentini in diretta da Vigonza con il sindaco Gianmaria Boscaro. Sì, buongiorno direttore, infatti la cronaca nera in questi giorni ci ha portato a Vigonza sabato notte per l'efferato delitto avvenuto poco lontano da dove mi trovo, nel quartiere di Busa, ma anche per i furti in abitazione, perché c'è la singolare storia di una famiglia colpita 8 volte in 8 anni, l'ultima pochi giorni fa. Marito e moglie erano usciti per la messa e poi la cena, ma quando sono rientrati, quindi anche molto presto, verso le 9, hanno trovato l'abitazione a soqquadro. Secondo quanto riferito dalla figlia, insomma, si tratta dell'ennesimo episodio in questi ultimi anni dove l'abitazione è stata presa di mira. Vigonza, un po' per la posizione nella cintura urbana, molto vicina all'autostrada, è un po' un comune piuttosto preso di mira dai ladri. Qui con me c'è il sindaco Gianmaria Boscaro, però sul fronte della sicurezza, sindaco, vi siete molto impegnati. Quali sono le misure messe in campo? Sì, buongiorno. Veramente questi 2 episodi, soprattutto devo dire l'omicidio efferato, sono 2 episodi che rischiano di vanificare il lavoro intenso che nell'ultimo anno è stato fatto. E insieme alla prefettura, questura, carabinieri, infatti avevamo e continuiamo ad adottare delle misure di controllo del territorio che vanno dai servizi straordinari della questura per la prevenzione crimine, il potenziamento della caserma dei carabinieri, l'implementazione delle telecamere di videosorveglianza che il comune ha fatto e che sono servite proprio in questa occasione per verificare la fuga e identificare questi soggetti che hanno compiuto questo gesto screanzato e efferato a Vigonza, e poi anche delle attività mirate che erano partite 10 giorni prima dell'omicidio proprio nei punti in cui avevamo identificato delle situazioni di degrado, proprio con la questura che ha fatto ieri una nuova operazione che è andata a verificare decine di persone non regolari che transitavano tra Busa, Padova, tutta la zona sud di Vigonza è proprio a ridosso di Padova, e questa la rende il collegamento tra il veneziano e il padovano con i problemi logistici che dicevamo. Tutte queste attività avevano portato e hanno portato a una sensibile riduzione dei furti in abitazione nell'ultimo anno, che quindi ci fanno ben sperare per ritenere di essere nella strada giusta. Poi succedono questi episodi e veramente io e tutta la comunità rimaniamo un po' amareggiati e delusi e anche un po' colpiti, perché sono episodi gravi. Tuttavia, appunto, le telecamere però sono state fondamentali per le indagini che si stanno svolgendo per identificare quanto prima. Potrebbero avere le ore contate gli assassini del tunisino accoltellato sabato notte. Ricostruiamo gli ultimi sviluppi nel servizio e poi torniamo qui con un'ultima domanda al sindaco. Stiamo concentrando tutta la nostra attenzione e stiamo lavorando alacremente. Continuano senza sosta le indagini dei carabinieri per identificare i 2 assassini che sabato notte hanno ucciso a coltellate Ben Amer Marouen, il 30enne tunisino trovato agonizzante in via Aldomoro e poi morto in ospedale. I 2 sono stati ripresi dalle telecamere e l'uomo che ha sferrato la coltellata mortale potrebbe presto avere un volto, potrebbe essere un marocchino che è ancora in fuga con il suo complice. All'origine del delitto pare ci sia un debito non onorato da parte del tunisino ucciso.
Camillo, forse per motivi legati alla droga. I carabinieri sono al lavoro, si cerca l'arma del delitto. All'appello mancano anche i soldi e il cellulare della vittima. Accanto al suo corpo è stato ritrovato solo uno zainetto con degli indumenti. Avete sentito questi gli ultimi sviluppi, potrebbero essere arrivati da fuori comune questi due assassini, le indagini proseguono da parte dei carabinieri. Il sindaco, fondamentale, ci diceva, le telecamere di sorveglianza. Sì, in quell'area abbiamo messo a disposizione degli inquirenti sia le telecamere che avevamo sistemato pochi mesi fa proprio a monitoraggio delle 3 strade, l'incrocio vicino al quale è successo il fatto, più abbiamo anche recuperato le telecamere delle isole ecologiche che avevamo inserito per motivi ambientali anche queste pochi mesi fa, quindi c'è una panoramica veramente a 360 gradi che a quanto pare è servita, è stata fondamentale per verificare questi 2 assassini che appunto sono scappati a piedi verso la statale, verso Padova, da dove pare provenissero. Quindi ancora una volta la posizione logistica li ha fatti trovare qui a Vigonza e fatti anche dalle verifiche non ci risultano né residenti né domiciliati nessuno dei soggetti coinvolti qui nel nostro comune. Direttore, se hai qualche domanda per il sindaco Boscaro, altrimenti noi restituiamo la linea. Sì, grazie Valentina. Il sindaco Gianmaria Boscaro è un apprezzatissimo giovane avvocato dello studio Perulli, di Gianfranco Perulli, professor Perulli, studio veneziano. La domanda è: si è mai pentito di aver scelto di intraprendere una carriera politica a questo punto, essendo sindaco di un paese che ha tanti problemi, come tanti altri paesi, insomma? Sindaco, il direttore diceva, lei è avvocato in un noto studio veneziano, si è mai pentito di aver lasciato un po' la carriera per fare l'amministratore in un comune, insomma, con tutte le sue difficoltà e con tutti gli impegni che ha un sindaco? Sì, buongiorno direttore. Allora, sicuramente la scelta comporta un impegno notevole, anche appunto un sacrificio della carriera. Devo dire che però occuparsi della propria comunità, tanti sindaci lo fanno veramente, e anch'io sono tra questi, per amore per il territorio in cui sono nati e sono cresciuti, che tanto gli ha dato, ed è ancora più quindi doloroso vedere questi episodi nel proprio territorio, perché ci teniamo veramente tanto, ma continuiamo a lavorare ogni giorno senza rimpianti, ecco. Grazie direttore. Ecco la risposta, direttore. Allora da Vigonza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina e grazie all'avvocato Boscaro, che è un bravissimo avvocato e che quindi riesce a conciliare, insomma adesso si è dedicato alla città che amministra, ma ovviamente non dimentica i suoi impegni professionali. Intanto grazie ancora, andiamo avanti sempre con la cronaca nera. Ha delle belle gatte da pelare anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, sempre sul versante della sicurezza. Un pasticcere vicentino, un notissimo pasticcere, è stato aggredito e derubato proprio nel centro della città. Notte violenta, la criminalità è sempre più arrogante. Quando il sole non è ancora sorto sul cielo sopra Vicenza, in un centro storico un commerciante alza la saracinesca. Sono le 4 del mattino, la città è vuota, silenziosa, ma lui sente dei rumori, provengono dal suo locale, non fa in tempo a capire cosa stia succedendo che viene sorpreso alle spalle. Mi hanno immobilizzato le braccia e uno dei due ha cominciato a prendermi a pugni e a calci. 2 stranieri lo aggrediscono violentemente. Oggi è lui stesso, Sergio Soraru, titolare di una nota pasticceria di Vicenza, a rivivere quei drammatici momenti. Ho degli ematomi e dopo mi hanno preso a morsi. Volevano a tutti i costi il marsupio che avevo con me, con il portafoglio, effetti personali, solite cose, il cellulare. Ho posto resistenza perché volevo cercare di salvare almeno il cellulare, che a loro comunque non serve, e recuperare le chiavi di casa, che sono importantissime, i soldi, pazienza. Sei riuscito? Ho recuperato solo le chiavi di casa, e il cellulare lo hanno voluto a tutti i costi, mi ha detto vuoi morire? E gli ho detto di no. Quando quell'altro mi mordeva, mi ha minacciato di staccarmi un occhio, vuoi morire? No. E allora gli ho lasciato prendere.
I banditi si sono poi dileguati. Oggi Sergio Soraru ha fatto denuncia in questura. Gli investigatori stanno visionando le telecamere di sorveglianza per identificare i rapinatori, ma quello che percepiscono i cittadini è un calo drastico della sicurezza. Una volta uno ci pensava prima di fare un'aggressione, doveva avere un grande motivo. Adesso per un borsello, per una collanina ti aggrediscono, ti buttano per terra, ti prendono a calci. L'intero centro di Vicenza ormai è da considerarsi un luogo pericoloso da girare a sera, cioè, e anche di giorno. L'allarme criminalità oggi è un tema sicuramente nazionale. Anche le città di provincia come Vicenza sono cambiate. Le forze dell'ordine sono presenti, pattugliano le strade, le piazze, i parchi, ma i cittadini chiedono la certezza della pena e la questione diventa anche politica. Bisogna assolutamente che l'amministrazione si prenda anch'essa in carico insieme alle forze dell'ordine, quali Polizia di Stato, Carabinieri e anche la municipale, di tenere sotto controllo il territorio con presidi fissi e, se non fossero disponibili forze dell'ordine, di implementare con magari qualche agenzia privata in modo da tenere sempre e comunque sotto controllo il territorio, perché non se ne può più. Chi va a lavorare la sera di notte o chi esce alla notte dai lavori notturni è veramente rischioso. Pasticcere Sergio Soraru, vittima di una disavventura da non augurare a nessun negoziante. C'è una raffica di furti anche in altre città, in altri paesi. C'è stato un maxi blitz delle forze dell'ordine a Monte di Malo, siamo sempre nel Vicentino, obiettivo contrastare queste bande di predoni. Monte di Malo, ore 12, dopo l'ultimo briefing di coordinamento è scattato il blitz delle forze dell'ordine coordinato dalla questura per presidiare e passare al setaccio il territorio. Qui negli ultimi mesi una preoccupante ondata di furti ha allarmato i cittadini. Abbiamo deciso di intervenire in questo modo, ho predisposto un'ordinanza che coinvolge tutte le forze dell'ordine, compreso la polizia locale della zona, per far sì che vi sia questo intervento ad alto impatto per dare una dimostrazione, insomma, che a tutta la provincia, la sicurezza in tutta la provincia è considerata una priorità per le autorità di pubblica sicurezza. Precedenti e il veicolo non è ricercato, quindi possiamo lasciarlo andare. Complessivamente 26 agenti in azione, tra questura, polizia locale e guardia di finanza intervenuta con il reparto cinofili. Con oggi si procede a battere a macchie di leopardo tutto il territorio comunale e quello di Malo. Dopo l'analisi degli ultimi 3 mesi si procede a verificare le zone dove si sono concentrati i furti in auto e in appartamento. Per ora si controllano le persone di passaggio, poi i controlli saranno estesi ai locali e alle attività commerciali. Serve anche perché forse qualcuno che era abituato a transitare anche in certe maniere forse imparerà che anche Monte di Malo è un paese che inizia a essere controllato come dovrebbe essere. Siamo tutti cittadini, non siamo cittadini di serie A, di serie B. Siamo tutti uguali, quelli di periferia e quelli del centro. È fondamentale che i cittadini innanzitutto adottino tutte quelle misure di autotutela per far sì che le proprietà private vengano tutelate, vengano predisposti tutti quegli accorgimenti che impediscono di diventare oggetto di furto. L'altro suggerimento che do è quello di segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine, magari prima di metterli sui social, di segnalare alle forze dell'ordine tutti quegli episodi e tutte quelle situazioni che anche in linea teorica possono creare sospetti. E i cittadini anche in questo caso hanno deciso di fare la loro parte. Il sindaco Mosè Squarzona ha chiesto di riunirsi in un'assemblea pubblica dove è stato deciso di istituire il controllo di vicinato. Volevamo, diciamo così, implementare un po' il dialogo con i cittadini e chiedere un impegno particolare agli stessi per riuscire un po' a controllare meglio quello che è il nostro territorio. L'impennata dei furti dell'ultimo mese ha fatto sì che il primo cittadino chiamasse a raccolta i residenti di Monte di Malo preoccupati dal fenomeno. Calcoliamo che rispetto al passato, quando c'erano circa 1 o 2 furti all'anno, in questo periodo qua, nonostante le denunce siano poche, veramente poche, abbiamo un incremento di quasi 11 casi da agosto fino ad adesso. Ieri sera la seconda riunione pubblica per mettere in rete i cittadini, riunione a cui hanno partecipato un centinaio di residenti e i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio. Ritengo che sia importantissimo la prevenzione e soprattutto che la popolazione interagisca
per prevenire questo tipo di fenomeni. L'obiettivo, spiega il sindaco, è quello di istituire formalmente i controlli di vicinato secondo i protocolli nazionali già previsti e operativi in altre realtà cittadine. Quello che si chiede ai cittadini è di fare rete con le forze dell'ordine, segnalando in apposite chat la presenza di situazioni sospette. Faremo praticamente una sorta di controllo di vicinato spinto, nel senso che voglio una collaborazione puntuale da parte della cittadinanza. Andremo a settorializzare il territorio e a controllarlo nei vari punti in maniera tale che ci sia praticamente una verifica da parte delle persone che lo vivono e che quindi capiscono immediatamente se ci sono delle persone sospette o delle persone che praticamente non sono adite a frequentare quel tipo di territorio e dunque segnalare direttamente poi le forze dell'ordine. Morfologia del territorio che non aiuta, vasto e disarticolato in numerose frazioni. La caratteristica di questo territorio è di essere vastissimo e di avere circa 90 contrade sparse nel territorio, di essere scarsamente popolato ma molto vasto per estensione. Tra gli obiettivi dichiarati dal sindaco anche quello di potenziare la videosorveglianza, tema chiesto e ribadito dai cittadini. Magari l'illuminazione, una telecamera, qualcosina, sì, questo ci farebbe sentire più tranquilli, forse sì. Stessa situazione nel Trevigiano, in particolare a Cima d'Olmo, dove 4 case sono state svaligiate in una sola sera e i cittadini adesso dicono abbiamo paura. Entrando in casa ho visto che c'era un quadro per terra e poi subito il serramento che era stato rotto. Praticamente hanno sollevato il chiavistello del balcone e poi hanno forato il vetro rompendo con qualcosa per riuscire a aprire la maniglia praticamente. E sono entrati e hanno fatto il disastro. Un vicolo stretto, buio, circondato da campi, via Casali, a Cima d'Olmo. Una stradina senza via d'uscita che collega diverse abitazioni, da tempo senza luce a causa dei lampioni fotovoltaici non funzionanti. Condizioni che tra le 20 e le 22:30 del 16 settembre hanno portato una banda di ladri ad introdursi in diverse case della zona. I mobili spostati dal muro un pochino per vedere dietro. E poi quello che c'era nei cassetti rovesciato, aperto, buttato per terra. Io ho tanti libri, anche il pianoforte è stato spostato per vedere dietro. Nelle camere proprio i cassetti aperti e rovesciati, anche il letto, alzato il materasso per vedere sotto. Casa letteralmente messa a soqquadro. Cercavano una cassaforte, dice la proprietaria, altrimenti non si spiega il perché di tanta premura spostare tutti i quadri e ribaltare gli armadi. Dal civico 6 di via Casali sono stati rubati quella sera 600 euro, ma nessun oggetto di valore è stato toccato. Non in solo colpo quella notte da parte della banda di ladri. Anche il vicino qua. Anche lui hanno tentato da sotto di entrargli in casa, però lui era in casa e se n'è accorto. Hanno provato a scassinare anche l'infisso di Roberto Buosi, vicino di casa della signora, che è riuscito a far scappare i malviventi. Secondo i racconti del testimone si trattava di 2 individui. E quella sera è stata colpita anche una terza abitazione in via Don Piran, mentre poco distante sono riusciti ad introdursi anche nella casa della signora Luisa Capoia, lungo via Francesco Baracca, in cui è stata rubata una cintura di Louis Vuitton e dei gioielli in oro. Sempre la stessa la modalità di azione. I ladri sarebbero arrivati da campi circostanti, scavalcato la rete e scassinato gli infissi. E adesso si ha paura soprattutto di rimanere a casa a sera da soli, insomma. Servizio di Edi Caliman. Vediamo la vicenda dei multati dagli autovelox di Cadoneghe che non si arrendono rispetto alle multe, vogliono che vengano ritirate e hanno inscenato una protesta, quella delle auto lumaca. Sono partiti sventolando le multe, qualcuno le ha attaccate con il nastro adesivo sul parabrezza dell'auto, qualcuno addirittura le ha fissate sul giubbotto ad alta visibilità. Sono i multati dai velox della Discordia di Cadoneghe. Nuova manifestazione ieri lungo l'ex statale del Santo. Questa volta hanno scelto di scendere in strada e sfilare proprio sotto gli occhi elettronici che hanno fotografato migliaia di persone. Noi chiediamo rispetto delle regole, siamo qua per dimostrare che se le persone fossero state adeguatamente, preventivamente informate dell'esistenza e dell'installazione di un autovelox, nessuno delle persone
che hanno preso delle sanzioni, che ormai siamo arrivati credo a 50-60 mila multe, oggi una persona ce ne ha girate 18, ok? Nessuno sicuramente sarebbe stato sanzionato, nemmeno di un euro. Ovviamente adesso è facile andare ai 50 perché sono segnalati, tutti sanno della loro esistenza, prima era impossibile. Una cinquantina di manifestanti hanno inscenato un carosello su quella che un tempo era una strada trafficata e che ora gli automobilisti evitano. Spero che questi incontri portino consapevolezza a chi di dovere, che non stiamo in silenzio, se c'è da dire qualcosa la diciamo tutti quanti insieme. 9 multe, 18 punti di patente perso, quindi ho paura adesso di andare via con la macchina. La stima delle multe elevate dal 23 giugno al 9 agosto, giorno in cui sono stati messi fuori uso, è di circa 60.000. Non tutte però sono state notificate vista la mole abnorme. Un po' più avanti. Gli automobilisti hanno aspettato sperando in una soluzione che al momento non è però arrivata. Ora, il 30 di settembre, partiranno i ricorsi. Il problema che il sindaco forse non ha capito è che noi facciamo parte di questo comitato e abbiamo aspettato perché contavamo su di lui e quindi la prossima settimana siamo pronti in 300 a andare tutti già al giudice di pace e fare ricorso. Abbiamo aspettato, abbiamo atteso notizie dal sindaco, abbiamo sperato nell'annullamento. Purtroppo il 30 di settembre scadono i termini per la maggior parte di noi, per tutta la prima ondata di multe, quindi entro il 30 di settembre tutti noi procederemo con il ricorso. E il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, non intende fare retromarcia, ecco, mi sembra termine giusto in questa situazione. Intanto vediamo anche la protesta dei negozianti, in questo caso di un barista, che dice a causa di questi problemi degli autovelox abbiamo meno clienti. 30% in meno di lavoro sicuramente. Adesso a fine mese quantificheremo, ma c'è stato un bel calo di lavoro perché utilizzano tutti la strada parallela adesso, terrorizzati dai 2 autovelox. I 2 velox di Cadoneghe hanno fatto male anche all'economia del territorio. Lo testimonia Giordano, titolare di un bar lungo l'ex statale del Santo, che ha visto una riduzione degli affari. E dopo pochi soldi anche per le tasche, ulteriormente ridotti dalle multe, e 1+1 fa lei dopo il calcolo. Questa è l'ennesima tegola per le attività commerciali. Prima il Covid, dopo questi autovelox, ce n'è sempre una e dopo c'è stato il maltempo 2 mesi fa che ha fatto danni alle auto, tutto quanto. E susseguirsi adesso non so dove andremo a finire alla fine, perché le spese sono tante e le entrate si sono ridotte. Torniamo in diretta a Mirano, dove sono arrivati dei migranti questa mattina nella scuola Caorliega. Andiamo subito da Anna Maria Parisi, a te Anna Maria. Eccoci di nuovo sempre qui dalla ex scuola, ora centro di accoglienza, dove sono arrivati 26 migranti e sembra ne debbano arrivare altri 4. Sono tutti giovani ragazzi, sono arrivati dalla Lampedusa con gli ultimi sbarchi della notte. Abbiamo provato a parlare anche con i volontari della cooperativa che si occupa della gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo, ma nessuno ha voluto proferire parola. È la cooperativa comunque indicata direttamente dalla prefettura di Venezia. Tuttavia abbiamo parlato poco fa con uno dei migranti che ci ha raccontato al microfono la sua storia. Lui ha 19 anni, arriva dal Burkina Faso e ha raccontato il suo viaggio della speranza. È arrivato dalla rotta libica, poi dalla Tunisia, ha pagato circa l'equivalente di circa 3.000 euro per giungere qui fino a noi. Dice di essere l'unico fratello di una famiglia, l'unico maschio, scusate, di una famiglia numerosa, perché sono in 5 con le sue 4 sorelle. Dice che qui in Italia spera di riuscire a raggiungere gli obiettivi che da lui in patria gli sono preclusi. Ancora non conosce quelle che sono le normative vigenti qui in Italia,
Italia e comunque è animato dalle migliori speranze. Questo in estrema sintesi, direttore, il sunto del racconto del suo viaggio della speranza che abbiamo raccolto poco fa al microfono con Sandro Ponchio. A breve alle 13.30, 13.40 è previsto il punto stampa in municipio qui a Milano con il sindaco Tiziano Baggio, che appunto ha detto questa conferenza stampa d'amblè, visto che siamo tanti noi cronisti, giornalisti, che gli chiediamo il punto sulla questione accoglienza e anche il suo parere in merito alla lab regionale. E quindi con la conferenza stampa alle porte ti restituisco la linea e poi parleremo nel dettaglio come sempre nel corso del TG della sera. È tutto da Milano, dal centro di accoglienza Caorlega, con i 26 migranti arrivati tra questa mattina e poco fa, e quindi la linea torna allo studio. Grazie molte Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio della nostra redazione di Venezia Mestre. E restiamo sull'argomento perché c'è stato un incontro dell'ANCI, dei sindaci, la commissione immigrazione dell'ANCI a Vicenza, anche qui diverse scuole di pensiero sul da farsi. Sentiamo. Accoglienza e scontro politico. Il governo punta a ridurre le partenze e a dare un giro di vita all'immigrazione. Sale da 6 a 18 mesi il tempo massimo di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio. Gli sbarchi intanto non diminuiscono e in commissione ANCI si accendono i fari sui progetti SAI, il sistema di accoglienza e integrazione. Almeno una volta all'interno del progetto SAI si potevano inserire anche le persone che attendevano il riconoscimento dello status. Qui oggi invece possono trovare spazio solo le persone che gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, però vediamo come invece purtroppo i tempi sono molto lunghi perché questo status venga riconosciuto e nel frattempo queste persone, se escono dalle strutture di accoglienza, di fatto graviteranno sul nostro territorio. Alcuni comuni italiani bocciano il decreto varato dall'esecutivo, ma tanti sindaci del Vicentino invece appoggiano la posizione del governo. Regole certe e risorse certe che ci permettano di affrontare queste emergenze, ma che ci permettano anche di affrontarle nel rispetto della dignità umana di queste persone, per far sì che chi può rimanere nel nostro paese rimanga nel nostro paese e chi non può rimanere nel nostro paese debba essere urgentemente rimpatriato. Le nuove regole che il governo si appresta a varare in tema di immigrazione credo siano estremamente condivisibili e anche ragionevoli. Regolano finalmente l'accesso in Italia di migranti, cercano di rapidizzare l'identificazione di queste persone, in particolare dei minorenni, che sono sempre un argomento molto delicato e che deve essere trattato con la massima attenzione di qualsiasi nazionalità si stia parlando. Però penso si vada nel verso giusto, perché si garantisce l'accesso a quelli che effettivamente hanno diritto di poter trovare asilo e protezione in Italia. Si rispedisce indietro chi questo diritto non ce l'ha e sceglie delle vie alternative non consone e non legali per entrare in Italia e poi in Europa. E dai migranti che attraversano a loro rischio e pericolo il Mediterraneo andiamo a vedere chi attraversa gli oceani, addirittura fa il giro del mondo in barca a vela in solitaria con Alex Giuliano a Cittadella. Riccardo Tosetto, a te Alex. Un buongiorno direttore, buongiorno allo studio e ai nostri telespettatori. Dici benissimo, fare il giro del mondo, verrebbe quasi da dire che, parafrasando il titolo di un celebre romanzo, dal giro del mondo in 80 giorni al giro del mondo in 5 mesi. A scrivere questo racconto sarà Riccardo Tosetto, velista che si appresta a partire per la Global Solo Challenge, praticamente il giro del mondo in solitaria in barca a vela, una sfida che sicuramente tempra non solo il corpo ma anche la mente. Riccardo, com'è nata l'idea proprio di approcciare a questa sfida?
L'idea nasce 2 anni fa, il bando di questa regata è comunque il sogno della mia vita. Si può realizzare adesso e ad ottobre partirò per questo Giro del Mondo per i grandi capi. Ad ottobre si parte da La Corugna, saranno appunto 4-5 mesi di traversate in solitaria in mare. La prima domanda che insomma viene così in mente è: quanto dura sarà? Come ti stai anche preparando a questa sfida? Il Giro del Mondo per i grandi capi viene considerato l'Everest dei mari. È una sfida impegnativa in quanto senza scalo né assistenza. Io da 2 anni mi sto preparando sia psicologicamente che fisicamente e allo stesso tempo stiamo preparando la barca perché sia il più possibile pronta al 100%. Oltretutto c'è anche da considerare l'alimentazione, perché insomma 4-5 mesi in mare di certo non sono facili e ne parlavamo proprio prima. Il peso più ingombrante in barca sarà proprio quella del cibo. Che cosa mangerai in questi mesi? In questi mesi il pasto principale sarà del cibo criolifilizzato, soprattutto per motivi di peso. In questo modo possiamo portare dei pasti che pesano circa 200 grammi e l'acqua che utilizziamo è molto poca, circa 300 grammi. Vogliamo anche dare qualche dettaglio in più proprio sulla competizione, sulla gara, come è strutturata, come si svolgerà e alla fine anche un po' quali sono le tue ambizioni per quello che riguarda il risultato finale. La gara si svolge partendo a scaglioni, le barche più lente sono già partite o stanno partendo, io partirò verso il penultimo scaglione perché è una barca molto veloce. Il primo che raggiunge La Corugna dopo tutto il Giro del Mondo per i grandi capi è il vincitore. Io naturalmente partecipo con l'obiettivo di fare un ottimo risultato, ma allo stesso tempo di concluderlo, perché concludere un Giro del Mondo è già una grande vittoria. Ecco, oltretutto un'altra tematica importante è quella del rispetto ambientale, della pulizia dei mari, perché insomma eventi come questi servono, Riccardo, anche a sensibilizzare su questo tema. Sicuramente l'immondizia, la plastica che troviamo in mare è un argomento molto importante, soprattutto negli ultimi anni. Io ne ho la prova, nelle mie navigazioni ho trovato molto spesso dell'immondizia, qualsiasi cosa in mare e questo argomento va sensibilizzato. La regata stessa è fatta in modo che si possa partecipare solo con barche esistenti e nessuna barca potrà essere costruita appositamente per l'evento. Insomma, direttore, noi seguiremo sicuramente da vicino, sfoglieremo insieme, leggeremo insieme le pagine di questo libro, di questo grande Giro del Mondo. In conclusione, giusto un'altra domanda a Riccardo Tosetto, perché oramai ci siamo, come stai vivendo queste ultime ore di attesa? Le ultime ore sono forse un po' le più snervanti, sicuramente, però con tanta voglia di partire. Il lavoro che abbiamo fatto in questi 2 anni è stato intenso, ma mi ha portato, diciamo, ad avere una barca pronta e tutto il team mi ha aiutato in questo e mi sento pronto. Come si suol dire allora, buon vento, giusto? Sì. Buon vento e noi restituiamo, direttore, la linea allo studio. Grazie davvero ad Alex Giuliano e a Riccardo Tosetto. Faremo seguire la partenza per il Global Tour dalla nostra redazione di Trieste, perché è da lì che partirà il velista. Grazie molte, andiamo intanto in pubblicità, 1 minuto e mezzo, state con noi perché poi ci occuperemo, ripartiremo con l'ultimo polverone scoppiato in Consiglio regionale. A tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, in regia questa mattina Francesco Cerone e Fabio Falliero. Vi dicevo del polverone in Consiglio regionale, dopo le dichiarazioni
del capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani in prima commissione. La Camani ha detto che la maggioranza sceglie gli inquilini ateri in base al colore della pelle. Durissima la reazione della maggioranza e in particolare di Alberto Villanova, che era ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto. Direttore, perché durante la discussione del bilancio consolidato, nel quale si va a vedere un po' lo stato di salute dei vari enti controllati dalla Regione, la capogruppo del PD ha fatto questa affermazione, l'ha ripetuta anche un paio di volte, cioè il fatto che attraverso l'ATER le case in Veneto, le case popolari, chiamiamole così, vengono destinate in base al colore della pelle, cioè dandoci dei razzisti, e dopo ha rincarato la dose dicendo che noi siamo quelli che vorremmo lasciare la gente morire in mare. Aspetti che faccio un'incursione a Ring che va in onda su Antena 3, perché vedo la Camani, vediamo se parla di questo o d'altro. Fammi sentire, Francesco. Io la dico così, direttore, per essere buona, come notoriamente sono. Questa è una lettura dei fenomeni politici in atto da terza elementare, e se fossimo in una regione seria ci sarebbe qualcuno che chiede conto al presidente Zaia di questa gestione. Non possiamo continuare a pensare di far finta che Zaia viva nell'iperuranio. Allora, questa è la Vanessa Camani, non da adesso su Antena 3, noi siamo delle reti cugine, per cui ci scambiamo anche dichiarazioni, informazioni, anche in diretta. È la prima volta che ci colleghiamo, ma insomma qui era proprio lupus in favola. Scusi, l'ho interrotta Villanova perché pensavo stessero parlando dell'incidente in prima commissione, invece parlano anche loro ovviamente di migranti. Stava dicendo? A me, no, grazie che mi ha fatto vedere questo pezzo della collega Camani, perché a me fa sempre impazzire quando vedo che si erge, no, professoressa, e sale in cattedra per spiegarci che la regione non è che il Veneto non è una regione seria. Cioè, questo a me veramente fa impazzire, come oggi, perché l'ho detto, da quale pulpito, cioè in base a cosa lei può salire in cattedra e darci lezioni di morale o di etica? E un'altra cosa su cui ci ho tenuto a intervenire, sono intervenuto anche in maniera molto dura, io non accetto in nessun modo, e non accetto rivolto a me ma a tutti i miei consiglieri dei miei gruppi, che qualcuno possa mettere in dubbio il fatto che noi portiamo avanti qualsiasi tipo di politica su basi razziali. Questo è qualcosa che è lontano anni luce dal nostro pensiero, anni luce, e non accetto assolutamente che una collega possa usare questo tipo di argomenti per attaccarci politicamente. È vero che avete detto alla Camani di chiedere scusa, lei e Sandonà? Io l'ho chiesto alla Camani, da capogruppo a capogruppo, perché stavo dicendo, io ho grande rispetto per le opinioni politiche di tutto, accetto le critiche, accetto le visioni diverse su come gestire il bilancio della regione, su cosa si può fare meglio, su cosa si può fare diversamente, tutto quello che vuole. Non accetto quando si entra in questi campi, cioè il fatto di darci dei razzisti, pensare che si possa usare qualsiasi tipo di discriminazione sulla base del colore della pelle è qualcosa di veramente stupido, e l'ho detto, cioè, non mi aspetto che da una persona preparata e intelligente come la collega Camani possano uscire delle frasi così stupide. Per questo ho chiesto che chiedesse scusa. Ovviamente non l'ha fatto, perché assolutamente lei non può chiedere scusa, non può sbagliarsi, però ritengo che se il piano politico su cui si vuole portare la discussione è questo, sinceramente li lasceremo fare, ma non è certo, non ci stiamo assolutamente. Io non accetto che ci vengano fatte delle accuse di questo tipo. Allora, questo era Alberto Villanova ieri sera a Focus a commento delle dichiarazioni di Vanessa Camani. Adesso torniamo al dopo Pontida. Anche qui ci sono dei contrasti, degli attriti all'interno della Lega dopo Pontida. Sentiamo cosa ha detto riguardo ai leghisti passati in Forza Italia e soprattutto al malessere di alcuni esponenti, il segretario regionale Alberto Stefani.
Noi abbiamo dato la disponibilità anche dal punto di vista politico per appunto garantire che ci siano dei centri di permanenza per i rimpatri che non sono dei centri di accoglienza. Questa è un'analisi che va sottolineata e che abbiamo fatto proprio perché la principale necessità del nostro movimento politico è garantire delle procedure più rapide per il rimpatrio nel momento in cui non vi è appunto la regolarità dell'ingresso nel nostro Paese. Oltre ai CPR, nella Lega la questione che anima il dibattito in questi giorni è il dopo Pontida, con 3 assessori regionali sul palco insieme a Zaia e altri 3 sul pratone: Federico Caner, Giampaolo Bottaccini e Roberto Marcato. Come i diretti interessati anche l'onorevole Stefani glissa sulla faccenda. Il segnale è quello dato dai 6.000 veneti presenti, dai 50 pullman organizzati dalla segreteria regionale, dalle segreterie provinciali e dalla segreteria di sezione. Pontida è la festa dei militanti, è la festa dei veneti, è la festa di tutti coloro che hanno deciso di abbracciare questo movimento politico, e quindi tutto il resto va in secondo o terzo piano. Nella sede regionale del partito il segretario ha poi lanciato la nuova scuola di politica per formare nuova classe dirigente leghista. Politica che abbiamo proposto durante il periodo congressuale. Questa scuola politica si aprirà alla società civile, si comporrà di 5 grandi eventi che organizzeremo nel corso dei prossimi mesi. A questa affiancheremo un laboratorio per amministratori e per figure che decidono di avvicinarsi per la prima volta alla gestione della cosa pubblica, e oltre a questo apriremo una piattaforma e un centro studi per l'elaborazione dati. È la risposta che dà la Lega invece alla campagna acquisti che sta facendo Forza Italia in Veneto? Sì, premesso che di campagna acquisti si può parlare, ma fino a un certo punto, perché non mi sembra che ci siano orde di persone che stanno passando dalla Lega a Forza Italia. Semmai questa scuola politica, che innanzitutto partiva da prima della campagna congressuale, quindi prima di ogni tipo di ragionamento di questo tipo, sicuramente sarà un incubatore per far sì che altre persone, facce nuove, figure che vengono dalla società civile, anche nuovi amministratori o sindaci già in carica, decidano di entrare all'interno di questo movimento politico. E sul dopo Pontida è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco. Sono sempre dell'idea che i pani sporchi si lavano in casa e non sono i media. Il raduno di Pontida rappresenta da sempre un momento molto importante per la Lega, un'occasione fondamentale per tirare le somme e magari guardarsi in faccia fra militanti, eletti ed esponenti di ogni genere per fare il punto della situazione. Qualche giorno fa sul prato di Pontida sono rimasti, nonostante la chiamata sul palco del governatore Luca Zaia, ben 3 assessori regionali. E nei giorni precedenti il termometro politico del partito in Veneto segnava qualcosa di più di una febbriciatola stagionale. Ma Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio Veneto, richiama tutti a una maggiore responsabilità e a fare più attenzione e a lavare appunto i panni sporchi in casa. Oggi un militante ha il dovere di rispettare anche quella che è la linea di un segretario, no? Il segretario viene eletto dai militanti, detta la linea, e finché c'è quel segretario la linea va rispettata. Poi vediamo che oggi sono tutti liberi pensatori e tutti hanno la strategia migliore per risolvere i problemi. Sta di fatto che oggi è un partito che è cresciuto sostanzialmente su tutto il territorio nazionale. Il Veneto comunque negli ultimi anni ha portato a casa moltissimi amministratori, quindi penso che qualcuno prima di lavarsi la bocca dovrebbe portare rispetto per quel partito che gli ha dato tanto, l'ha fatto crescere, ma soprattutto gli ha dato anche l'opportunità di governare un ente locale. Gli impegni elettorali incombono, c'è un vicino di casa, anzi un coinquilino di governo, come Fratelli d'Italia, che sgomita per avere spazi, sindaci e magari qualcosa di più. Fra pochi mesi ci sarà la grande campagna per le elezioni amministrative, solamente in provincia di Vicenza abbiamo quasi 80 comuni che andranno al voto, abbiamo la campagna elettorale per le europee alle porte e sicuramente siamo in concorrenza, no? Con un partito che è un alleato di governo, ma noi ovviamente abbiamo una linea diversa, in quanto noi siamo per un paese con un stampo, con una struttura di tipo federalista, loro sono nazionalisti e centralisti romanocentrici, noi siamo altra cosa, quindi sicuramente noi faremo la nostra campagna che sarà basata soprattutto sulla qualità degli amministratori a livello locale, sulla buona amministrazione, ma soprattutto a livello europeo, su fare fronte comune con gli altri partiti a livello comunitario che contrastano questa impostazione di Europa, un'Europa sempre più legata ai sistemi fiscali e sempre più lontana dalla gente e dal mondo delle imprese.
Intervista di Ferdinando Garavello e adesso vediamo la festa tricolore di 300 esponenti di Fratelli d'Italia che si sono riuniti l'altra sera a Ponte di Piave. Per noi c'era Christian Arboit. Il blocco navale europeo. Noi con le nazioni europee e con l'accordo con le nazioni africane dobbiamo bloccare gli scafisti. Questa è la regola numero 1. Per troppo tempo gli scafisti sono stati tollerati, con noi tolleranza 00, come direbbe il buon Gentilini. La citazione in terra trevigiana, in occasione del raduno tricolore a Ponte di Piave, sembra tutt'altro che casuale nei giorni in cui si attende di capire dove l'esecutivo Meloni insedierà il CPR per il Veneto. L'incognita resta, anche se i criteri già individuati permettono forse di escludere dei territori. No, non si sa già dove, è oggetto di valutazione naturalmente. I criteri saranno quelli della facile accessibilità, del contenimento facile, cioè della facilità di poter controllare e soprattutto del fatto che siano zone poco abitate, quindi per non creare disagi alla popolazione. Queste le regole generali, con lo stesso De Carlo che escluderebbe dalla lista alcune località già meta di accoglienza, sia presente che passata, Cona, Conetta, ex caserma Serena, Treviso Caser e Zanunzo Oderzo, alcuni nomi. Credo che siano località che hanno già dato sotto questo aspetto e che abbiano già pagato un prezzo altissimo durante la precedente gestione dei migranti. Nella serata di Ponte di Piave, inevitabile poi parlare di alleanze. In un centrodestra scosso da tensioni con la fuga dei leghisti verso altri lidi, la presenza sul pratone a Pontida dei tre big Marcato, Bottacin, Caner non spegne le voci di passaggi. L'ultima ipotesi, Bottacin in Fratelli d'Italia, per De Carlo fantapolitica. Giampaolo ha una storia di leghismo militante da sempre, non è uno che fa i salti delle cavallette da un partito all'altro, lo dimostra la sua storia, per cui non credo che ci sia questa possibilità. A Ponte di Piave, tra bighe militanti, si guarda la tornata elettorale di primavera e tra i supporter d'eccezione c'è anche l'ex campione di ciclismo Moreno Argentin. La van der Leyen è già venuta giù anche a Lampedusa, quindi evidentemente noi da soli non ce la possiamo fare, dobbiamo per forza trovare sostegno e appoggio. Si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza sul campo nomadi di Sandrigo. Abbiamo sentito il questore di Vicenza, Paolo Sartori. Comitato Ordine e Sicurezza, tema campo nomadi di Sandrigo. Quest'estate ci sono state delle problematiche, c'è stato un grosso incendio e quindi è già stato attenzionato. Sì, ieri si è fatto il punto di situazione alla presenza del sindaco, delle autorità regionali e delle altre componenti dell'amministrazione comunale di Sandrigo, oltre che i rappresentanti delle forze dell'ordine. Si è trattato appunto di vedere quello che è stato fatto fino adesso, anche alla luce dei provvedimenti, delle misure di prevenzione che ho emesso nei confronti di taluni soggetti che abitano abitualmente il campo nomadi, quindi fogli di via, avvisi orali, misure di prevenzione previste dal codice della legge antimafia. E si tratta adesso di decidere gli ulteriori passi da fare. È chiaro che la situazione è molto complessa perché al di là degli aspetti dell'ordine e la sicurezza pubblica implica anche valutazioni per quanto riguarda l'igiene, la salute delle persone ed altre situazioni che appunto sono state esaminate e verranno affrontate nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ha fatto cenno all'igiene e salute pubblica, ricordo che è un campo nomadi con circa una cinquantina di persone, tra l'altro vicino a un fiume, a rischio anche per gli eventuali roghi e incendi, quindi motivazioni relative alla sicurezza e anche i cittadini lo fanno notare. Assolutamente sì, e proprio per questo motivo la situazione è tutt'altro che sottovalutata, ci siamo già riuniti, ieri c'è stata un'ulteriore riunione, verrà affrontata nelle prossime settimane per cercare di trovare una soluzione che sia definitiva e risolutiva. Intervista di Luisa Bertini, vediamo due titoli dal Gazzettino Online: sorpassi azzardati e guida contromano, bolidi sui passi dolomitici come in pista, 10 patenti ritirate e 37 maxi multe. E poi purtroppo un altro motociclista centrato da un'auto e un 17enne è grave, i medici stanno facendo di tutto per salvarlo, è successo a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Continuano le indagini sulla tragedia di Ca' nel Trevigiano. Nelle immagini della videosorveglianza gli ultimi istanti di vita di Marco Bettolini, l'enologo di 46 anni che è entrato
nella cisterna 2 volte per salvare il collega 31enne Alberto Pin. Un filmato che racconta la disperazione di Marco Bettolini quando non vede più uscire dall'autoclave l'amico collega Alberto Pin. Nelle immagini che sono state visionate dagli inquirenti, il 46enne enologo che ha perso la vita nell'azienda vitivinicola Caderaio entra per ben 2 volte nella cisterna per tentare di portare fuori il 31enne. Questo il nuovo elemento emerso nelle ultime ore sulla tragedia di giovedì scorso nella cantina di San Polo di Piave. Nei frame, che non hanno una buona risoluzione perché la telecamera di videosorveglianza è piuttosto lontana dal luogo della tragedia, inizialmente Pin si trova con un altro collega intento a controllare qualcosa, forse un tubo che non funziona. Un terzo uomo del quale finora non si è mai parlato, almeno formalmente. Insomma, potrebbe esserci stato un guasto all'origine della decisione di Pin di entrare dalla botola per effettuare un controllo. A quel punto il 31enne si trova in difficoltà, probabilmente perde i sensi. È in quel momento che arriva anche la vittima, che tenta una prima volta di portare fuori l'amico. Nelle immagini si vede il collega che era già sul posto con Pin tenere per le gambe il 46enne bassanese, ma il tentativo non riesce e l'uomo corre via a chiedere aiuto. Bettolini non aspetta i soccorsi e decide così di togliersi le scarpe ed i calzini ed entrare nell'autoclave nuovamente. Cala il silenzio, la tragedia si consuma in poco tempo. Un eroe che ha provato in tutti i modi a salvare l'amico perdendo lui stesso la vita. Le condizioni di Pin, che si trova in ospedale a Treviso, sono leggermente migliorate. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo quei terribili minuti, in particolare il lasso temporale da quando Pin e Bettolini sono entrati nella cisterna a quando sono arrivati i soccorsi interni all'azienda. Nelle prossime ore, intanto, sarà eseguito l'esame autoptico sul corpo del 46enne. Davvero un gesto eroico quello di Bettolini, l'enologo di Bassano del Grappa, a servizio di Daniela Sizia. Ci sono tanti incidenti sul lavoro, l'ultimo all'Electrolux, e i sindacati chiedono una maggiore attenzione alla presenza degli ispettori Spisal. Vediamo. È ancora emergenza infortuni sul lavoro nella Marca. Il grido d'allarme dei sindacati è sullo Spisal, l'ente che effettua controlli nelle aziende. Sulla Spisal, sui controlli dei lavoratori, l'autonomia è totale, cioè una di quelle materie che è già di responsabilità della Regione, e quello che sta succedendo è che su questi ispettori, su questo Spisal, si sta non solo disinvestendo, ma apparentemente lo si sta cancellando. Al lungo elenco degli ultimi giorni, infatti, si è aggiunto quello che ha colpito un 70enne di Campodarsego che fa parte di una ditta in subappalto, quindi un esterno, alla Electrolux di Susegana, ferito alla gamba. In Veneto la situazione è preoccupante. Il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di infortuni e morti sul lavoro, ed è la seconda perché la prima è la Lombardia, ma la Lombardia ha il doppio delle imprese e il doppio degli abitanti, quindi è una situazione assolutamente grave. Tuttavia le sanzioni non bastano, serve soprattutto la prevenzione attraverso gli ispettori dello Spisal che siano competenti come ingegneri o chimici. Io spero che questi appelli vengano accolti dalla politica e si cominci a dare risorse per controllare, che si mettano esperti e ispettori che abbiano le competenze necessarie. Intanto il 12 ottobre a Treviso riprenderà il processo sulla morte di Mattia Battistetti, vittima nell'aprile del 2021 a 23 anni in un cantiere di Montebelluna. Siamo alla fase del dibattimento. Prima ci sarà un sit-in come abbiamo sempre organizzato per le altre udienze e vedremo. Confidiamo nel giudice, noi abbiamo fiducia nella giustizia, speriamo di non venire delusi. Servizio di Federico Fusetti, andiamo in pubblicità un altro minuto e poi torniamo. Bassano del Grappa è ancora caos sul Ponte Nuovo. Ecco la cronaca di un ordinario giorno di trasgressioni e contravvenzioni. Sentiamo Sharon Di Carlo. Cosa sta succedendo in questo momento, Assessore? In questo momento la polizia locale ha fermato uno che transitava a piedi di corsa in contromano, per cui verrà sanzionato.
Scatta l'ennesima multa a pedoni ciclisti sul Ponte della Vittoria. C'è chi passa a piedi, chi insella la sua bicicletta, chi in contromano o nel senso di marcia. Non ci sono regole infatti per chi infrange le regole. Un'ordinanza, quella firmata dal sindaco, che consente il passaggio sul ponte ai soli veicoli, provvedimento però da pochi rispettato. Ci sono ciclisti e pedoni che continuano a passare sia nel senso di marcia che anche in contromano. Questi, se la polizia locale è presente, verranno sanzionati. Polizia locale appostata tutti i giorni per qualche ora all'entrata o all'uscita del ponte, un controllo che però non può essere garantito tutto il giorno. Abbiamo parecchie incombenze, abbiamo le scuole, gli incidenti stradali, il controllo del territorio, gli agenti ci sono, però sono quasi contati. Insistere con 2 pattuglie tutto il giorno ferme qui è un po' problematico e anche dispendioso. Lo avete visto, la polizia locale ha fermato un ciclista e ora avrà applicata la multa. Poco più di 20 minuti sul ponte, già 2 sanzioni, una situazione che potrebbe portare a nuove scelte da parte dell'amministrazione comunale. C'è la possibilità che il ponte richiuda? Noi ci auguriamo di no, perché soprattutto adesso che sono aperte le scuole sarebbe un danno per la viabilità. Certamente dovremmo porci il problema, se continuano a passare e a transitare le persone, di come fare a fermarli. Io ho anche pensato che degli agenti in borghese possano vigilare il ponte, così non danno un punto di riferimento e nessuno sa quando ci siamo e quando non ci siamo. Vediamo l'allagamento di 4 appartamenti dopo le intense piogge dei giorni scorsi. Vediamo questa, vedete, fiumi d'acqua dagli scarichi e 4 case sono rimaste allagate ed non è la prima volta che succede, acqua che esce dai sanitari, dalla doccia, dai rubinetti, dalla lavanderia e ovviamente i residenti in questa zona, via Santi Fortunati, chiedono che questa situazione venga risolta. Un po' come a Venezia quando c'è l'acqua alta, è più o meno la stessa cosa. Una buona notizia, non c'è più l'acqua alta a Venezia, grazie al Mose comunque. Per ora. Una buona notizia per chi ha bisogno del passaporto, grazie al protocollo firmato in questura riaprono gli uffici decentrati in 3 aree della provincia, il Campo Sampierese, il Cittadellese e l'area Terme Colli. 34.000 passaporti rilasciati dal 2023, il 10% in più rispetto all'intero 2022. Un'attesa dal momento della prenotazione, che resta la fase più critica, che adesso è di 3 settimane. Dopo la lunga estate di difficoltà, il questore di Padova sigla un protocollo d'intesa e riapre 3 uffici decentrati per il rilascio dei passaporti in provincia. Per me è stato un cruccio per tutto questo periodo in cui non sono riuscito a soddisfare le richieste dei sindaci che mi hanno più volte scritto e pressato, devo anche dire, perché riattivassi il protocollo che avevo interrotto. Oggi lo possiamo fare perché ci siamo attrezzati e anche perché la pressione è onestamente diminuita. Dopo l'estate, avevo promesso a tutti i sindaci che da settembre l'avremmo riattivato e quindi lo riattiviamo. 3 sindaci presenti in questura a Padova che rappresentano territori ampi. È un territorio importante perché parliamo di 14 comuni, 110.000 abitanti e soprattutto un territorio ad alta vocazione, oltre che turistica, anche produttiva. Io ringrazio il questore, ringrazio tutti i suoi collaboratori che hanno capito l'esigenza di un territorio. Noi siamo stati gli apripista prima del Covid appunto con questo sportello e funzionava in maniera egregia. Adesso ritornare a Cittadella è fondamentale. Diamo qualche numero, che territorio rappresenta in questo momento? 10 comuni della federazione, circa 90.000 abitanti e quindi da sé viene l'esigenza di questo servizio. L'acquisizione delle domande e poi il rilascio di passaporti avverrà presso il comando di polizia locale a Campo San Piero. Lì nello sportello contravvenzioni troveranno 2 funzionari della Polizia di Stato che ovviamente acquisiranno le domande e poi rilasceranno i passaporti, quindi nulla cambia rispetto al passato. Sarà al momento una volta al mese, poi il questore ha dato disponibilità anche ad allargare la presenza degli agenti ad Abano se fosse necessario, quindi intanto sarà una volta al mese ma con la possibilità di ampliare. Ad Abano, dove confluiscono una decina di comuni dell'area Terme Colli, il primo giorno di apertura dello sportello sarà il 13 di ottobre.
Servizio di Chiara Gaiani, tanti cittadini ci chiamano Rete Veneta, Antena 3, Tele Nord-Est, Tele 4 per segnalare problemi di servizio e noi ovviamente li andiamo poi a sentire. Vediamo a Marghera cosa è successo con la mancanza delle poste che non recapitano lettere e quant'altro. Vediamo. Abbiamo un postino che praticamente si rifiuta di entrare dentro le proprietà, nonostante lui per suonare ed avvisare qualcuno deve comunque entrare, no? Però sono già da 15 giorni e più che anche per tutta questa via Castelli la gente si lagna perché non arriva la posta, per cui uno non sa se ha una raccomandata, eccetera. Lui si rifiuta veramente. Molti dei residenti tra via Cantori e via Castelli a Marghera sono esasperati perché da circa 15 giorni il postino non recapita più la posta. Stamattina l'abbiamo fermato per l'ennesima volta e lui riferisce che la direzione gli ha dato disposizioni di non poter più entrare nelle proprietà private, anche se i cancelli non sono automatizzati, hanno solo una catenina. E noi gli abbiamo chiesto allora perché l'hai fatto fino a 15 giorni fa. E lui prende ogni volta, se ne va via senza dare spiegazioni e dice vi arrangiate. Lui ci aveva messo all'interno una comunicazione che le cassette per norma di legge dovevano essere messe all'esterno, però non ci hanno dato nessun termine e nel frattempo non ci hanno comunicato nessuna alternativa per andare a ritirare la corrispondenza. Quindi nessuno sa dove si trovi la propria posta, nonostante siano già state inviate almeno 2 email a poste italiane senza ottenere risposta. Mentre nel frattempo le cassette sono state spostate all'esterno a spese dei residenti che sono arrabbiati e si sentono discriminati. Venezia è lo stesso problema, che le case sono ancora del 1600, anche prima, e le cassette delle poste sono tutte all'interno. Allora, se la legge dice come può essere che a Venezia viene lasciata perdere se la legge è uguale per tutti? Abbiamo segnalato la cosa 2 volte alle poste per avere una prova scritta e nel caso di rivalerci anche se ci saranno ritardi e more da pagare, eventuali conseguenze della mancata consegna della posta. Sono problemi che poi si arrivano a raccomandate, cartelle esattoriali e non riusciamo a trovarle, possono essere grossi guai. Chiudiamo con un servizio di Fabio Fioravanzi sul degrado di una piazza bellunese, nel Bellunese. Un paese piccolo, ma che i fagioli hanno reso famoso ovunque. Parliamo di Le Bon, di cui 40 anni fa si innamorò un padovano trasformatosi per questo, un poco alla volta, in operatore turistico. Il suo cruccio è la piazza, tutta rattoppata, che non è davvero un bel biglietto da visita per i turisti che arrivano. Sono socio anche dell'associazione turistica Le Bon, ormai da anni che questa piazza è messa così e mi vergogno a mandare i miei turisti che vengono qua. Cos'ha in particolare questa piazza da farla addirittura vergognare? Basta dargli un occhio, se vedete tutte queste rattoppi che ci sono, che invece di rimettere com'era è stato solo rattoppato con catrame e via così, oltretutto ci sono ancora tante buche, è invivibile. È invivibile. L'amministrazione cosa vi risponde? Niente. Sulla piazza si affaccia anche l'ospedale, eccellenza per la riabilitazione, che dopo lunghi anni dovrebbe essere ormai prossimo alla riapertura. La piazza è com'è da tanti anni e la responsabilità della mancata manutenzione, discussa in ogni passata campagna elettorale, va quindi divisa tra più soggetti. Già nel 2000 fu reperito un finanziamento di 1 milione e fu fatto uno studio di progettazione, ma le cose sono poi rimaste come si vedono. In novembre, ci ha spiegato il sindaco Loris Maccagnan, dovrebbero essere approvati i sottoservizi e tutto dovrebbe essere definito entro la fine del prossimo anno. Il nuovo manto della piazza quindi, salvo imprevisti, lo si dovrebbe vedere nel 2025. Ed è tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG, ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus, arrivederci.